Allora, con i lavori di oggi pomeriggio chiudiamo la panoramica sulle 6 priorità dello sviluppo rurale e le relative 18 focus area. Abbiamo lasciato, non semplicemente perché ha il numero 6 questa priorità a conclusione dei lavori, ma perché contiene al suo interno, a parte le 2 focus area, possiamo magari... Eccolo qua. Le focus area 6A e 6C, che sono sicuramente puntuali e molto esplicite, e adesso le vedremo infatti per prime, una rivolta alla diversificazione piccole imprese, l'altra alle ITC, sulle quali quindi il dottor Testoni e Raffaele Bellio ci presenteranno la proposta di strategia. Poi in realtà abbiamo una focus area 6B che intitolata allo sviluppo locale, che rappresenta ovviamente una complessità sia di approccio che di valutazioni che ovviamente di attuazione, che verrà trattata in maniera un po' più articolata e complessa, con una visione anche al quadro di riferimento. Stiamo parlando in sostanza quello che adesso i regolamenti definiscono CLLD, cioè lo sviluppo locale di tipo partecipativo, che tradotto soprattutto nell'ambito FEASR significa leader, e quindi significa GAL. È un approccio che normalmente non insiste su un obiettivo, ma insiste su una molteplicità di obiettivi, nella visione che anche la Regione tende a proporre. Teoricamente il leader potrà espandere la propria operatività, il proprio area di interesse su tutte le 18 focus area, o quantomeno sui 18 obiettivi rappresentati dalle focus area. Per cui era doveroso avere alle spalle, aver assimilato o quantomeno presentato il panorama completo, per poi cercare di capire proprio alla fine, sarà l'intervento proprio conclusivo, quello sullo sviluppo locale, come questo approccio può operare e intervenire nell'ambito del programma di sviluppo rurale, e non solo, perché come sapete il CLLD nell'attuale quadro comunitario è previsto come approccio multifondo, nel senso che quantomeno ha la possibilità di interessare anche gli altri fondi. Il FEAMP pesca sicuramente, che ha l'obbligo del 10% di budget sui gruppi di azione costieri, ma teoricamente anche FESR e FSE possono intervenire attraverso questo strumento. Quindi stiamo parlando di dinamiche e articolazioni abbastanza complesse. Il dottor Cecchinato dopo ci darà un ampio quadro di quello che è il contesto e di quelle che sono le prime probabili possibili opzioni che la Regione intende porre all'attenzione di tutti i soggetti interessati. Quindi ovviamente, al di là che questo è un pomeriggio già dopo una mattinata, ma non è un tema che interessa solo i GAL, ma interessa tutto il mondo agricolo, e anzi non solo il mondo agricolo, ma tutte le popolazioni, cittadini, operatori delle aree rurali, e per cui ha una ricaduta molto ampia. Mi fermo qua, ne lascio la parola a Jacopo Testoni, che ci introduce alla focus area 6.A, cioè la prima focus area della priorità 6. Sì, buongiorno, sono Testoni Jacopo della direzione agroambiente. Allora, la priorità 6 è una priorità abbastanza particolare, che conferma l'approccio della Comunità Europea nei confronti del FEASR, rivolto non solo all'agricoltura fine a se stessa, bensì contestualizzando l'impresa agricola all'interno delle dinamiche socio-economiche di un territorio rurale. Sotto questo punto di vista, infatti, la priorità 6, che titola Adoperarsi per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà e lo sviluppo economico, vede dividersi in 3 focus area che vedono giustamente riferirsi verso uno sviluppo economico attraverso la diversificazione e degli interventi verso le piccole imprese e microimprese, sempre a favore dell'occupazione per la 6A,
verso un approccio territoriale di sviluppo locale, per cui di governance relativo alla 6B, e verso l'aumento della qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione TIC per la 6C. Molto importante è riferire, oltre alle focus area, anche quelli che sono gli obiettivi tematici del quadro strategico comune. Focus area individua essenzialmente dove si andrà ad agire, gli obiettivi tematici individuano gli obiettivi che si dovranno seguire per l'azione. L'obiettivo tematico, ad esempio della 6A, è vincolante nei confronti dell'occupazione. In merito alle slide che abbiamo già visto questa mattina, vediamo che l'impostazione strategica della priorità 6 vede come priorità generali nella stesura della strategia, ma anche nella gestione del PSR, come l'innovazione, la sostenibilità e la governance. Abbiamo visto che la competitività era già sviluppata dalla priorità 2, ma non è da negare che ad esempio per l'occupazione la competitività vada assolutamente a coniugarsi con l'occupazione. Orientamenti strategici, vediamo che tutti gli orientamenti strategici vengono ad essere attivati, quindi a essere presi in considerazione in tale priorità. Vediamo che c'è l'integrazione, la territorializzazione, la concentrazione, sostenibilità dell'efficienza ed efficienza gestionale, la cooperazione, progettualità e il partenariato. Vediamo infatti anche come aspetti chiavi la complementarietà dei fondi. In questa priorità si parla, vedremo soprattutto anche nella 6A, si parla di beneficiari che vanno oltre alle imprese agricole o ai beneficiari classici che siamo abituati nel FEASR, e alle aree interne si fa un altro aspetto chiave è quello della territorializzazione e dell'approccio di governance attraverso lo sviluppo locale. Dopo questa breve introduzione andrei a sviluppare quello che è l'argomento di questo pomeriggio, cioè o almeno del mio intervento, che riguarda la focus area 6A, favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione. Il regolamento comunitario del FEASR ha fornito gli strumenti al fine di sviluppare anche il tessuto economico delle zone rurali attraverso questa focus area. Tale sviluppo lo si è visto nell'esposizione della strategia che adesso farò, in modo da garantire da un lato un maggior livello dei servizi alle imprese agricole e alle famiglie dei territori rurali, che da un altro per aumentare l'attrattività delle zone rurali, intendendo attrattività sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista della valorizzazione degli ambiti sia forestali che dei prodotti agroalimentari. Tutto questo senza perdere mai d'occhio l'obiettivo tematico, che è quello dell'occupazione. Vediamo infatti che ormai se avete seguito le altre presentazioni il target è il nostro livello di riferimento. Vediamo che il nostro livello di riferimento per questa focus area è riferito ai numeri di posti di lavoro che si andranno a creare attraverso i progetti finanziati. Faccio presente che a livello di FEASR non siamo mai stati abituati a pensare ai posti di lavoro come un indicatore, e questo è un grosso problema per dare a livello di misura e di quantificazione per l'attivazione di questa priorità un dato realmente spendibile e che riusciremo a supportare.
Il lavoro che adesso andrò a svolgere è fatto prendendo in considerazione sia i fabbisogni originari che quelli rimodulati dopo la consultazione con il partenariato, messi in relazione anche a quanto era previsto dall'agenda delle priorità strategiche derivante dalla conferenza delle regioni, che già dava una linea strategica regionale, e incrociato con quello che l'accordo di partenariato andava a indicare come attività da effettuare in questa focus area. Ultimo appunto, prima di iniziare la carrellata degli interventi, delle linee di intervento proposte, che verranno proposte per questa strategia, è riferito al fatto che tale focus area presenta un ventaglio di beneficiari che spaziano sia dagli agricoltori e coadiuvanti familiari, cioè beneficiari a cui siamo abituati a confrontarci, e spazia fino alle piccole imprese e microimprese. Quindi andando a trattare ambiti che possono essere finanziati anche da altri fondi comunitari, come quelli dell'FSE oppure del FEAS, a seconda degli interventi. Quindi nell'attuazione di tali interventi sarà obbligatorio stabilire dei criteri di demarcazione tra fondi al fine di garantire la non sovrapposizione dei finanziamenti, che attualmente non abbiamo ancora come criteri. Questo potrebbe essere un elemento di condizione di attivazione sì o no degli interventi che adesso andrò ad esporre. Allora, rispetto alle presentazioni di questa mattina, vediamo che già da subito che vi sono molti fabbisogni che interessano questa focus area, fabbisogni che giustamente interessano essenzialmente lo sviluppo economico del territorio. I classici, diciamo, sono quelli che vanno dal 25 al 32, diciamo, però anche tutti gli altri supportano la consistenza delle varie linee di intervento che adesso presenterò. La prima linea di intervento è quella relativa al sostegno di investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli. Questa linea di intervento esisteva anche nel vecchio PSR, in fatto di diversificazione dell'attività aziendale, e sicuramente un'accortezza per l'attivazione di questo intervento sarà quello di associarlo a una buona formazione e consulenza alle aziende che andranno a portarsi verso questa modalità di diversificazione. Questo sulla base dei risultati del vecchio PSR. Altro intervento che in questa presentazione è stato diviso in due sottolinee di intervento è quello relativo all'aiuto all'avviamento sia per la diversificazione dell'attività agricola in attività extraagricola, cito ad esempio fattorie sociali o fattorie didattiche, sia aiuti all'avviamento per lo sviluppo di nuove attività extraagricole, sia produttive che di servizio, con particolare riferimento ai servizi di cura alla famiglia. Questo particolare riferimento lo troviamo direttamente nell'accordo di partenariato. Per quanto riguarda il riferimento alle attività produttive, un esempio che posso citare, che abbiamo già iniziato a pensare, è ad esempio nei confronti del turismo rurale, che abbiamo pensato e deriva dai fabbisogni che a lato sono citati, e deriva ad esempio per il turismo rurale, per l'artigianato anche al fine della valorizzazione dei prodotti locali e per la lavorazione del legno successive alla prima. Altra linea di intervento che è stata divisa in due a seconda dei beneficiari essenzialmente, è quella inerente al sostegno per investimenti nella creazione e sviluppo sia della diversificazione dell'attività agricola in attività extraagricola, sia per attività produttive che di servizio, con particolare riferimento alla cura della famiglia.
Altra linea di intervento che viene consigliata a livello dei documenti comunitari come interventi target, cioè interventi che andranno a darci il numero di posti di lavoro creati attraverso i progetti finanziati, è la linea di intervento inerente al sostegno per investimenti nella creazione e sviluppo della diversificazione, il sostegno per investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. Gli esempi per tale linea di intervento possono essere gli investimenti materiali ed immateriali per la prima lavorazione del legno, oppure l'acquisto di attrezzature per il taglio e l'allestimento del bosco. Su scorta dell'unità progetto forestale è stata anche richiesta fuori target e fuori dalle altre linee di intervento dette rilevanti dai documenti comunitari anche l'attivazione all'interno di questa priorità dell'ultima linea di intervento di aiuti per la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori. Questi aiuti servirebbero ad aggregare i proprietari dei boschi in modo che creando una richiesta aggregata possano sostenere le spese per gli investimenti, per finanziare le aziende che effettuano la prima mobilitazione dei prodotti delle foreste. Gli altri interventi che di seguito vengono elencati fanno riferimento poi a quelli che sono le linee di intervento trasversali per tutte le priorità e che questa mattina abbiamo visto esposte all'interno della priorità 1. Faccio riferimento quindi alle linee di intervento riguardanti il sostegno per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze al fine di sostenere dinamiche di sviluppo e di diversificazione dell'economia rurale e forestale. In tale ambito un esempio potrebbe essere la formazione al fine dell'abilitazione ad albi e registri per la diversificazione agricola, ad esempio, ma potrebbe anche essere una formazione per l'accompagnamento al lavoro. In tale ambito vediamo subito come ci possa essere un'interazione tra e sia necessaria effettuare una demarcazione nei confronti di quale fondo verrà utilizzato per fare questi interventi. Altro intervento a riguardo della formazione e informazione è quello relativo all'informazione che essenzialmente è molto simile a quello della formazione, solo che riguarda l'informazione. Altro intervento molto interessante che si pensava di attivare è quello dello sostegno per scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo forestale, è stato citato anche questa mattina anche dal partenariato, e questo al fine di organizzare visite di aziende agricole, visite verso aziende agricole e aziende forestali individuate come buone pratiche. Anche l'utilizzo dei servizi di consulenza è uno delle linee di intervento che dall'analisi del contesto ne deriva la necessità. Infine le ultime 3 linee di intervento che riguardano essenzialmente la cooperazione. Abbiamo visto questa mattina come il sostegno per la costituzione di gruppi operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, che io ho inserito come linea di intervento, sia ancora da almeno digerire e soprattutto a livello comunitario vedere le linee di indirizzo, per cui intanto è stata inserita per vedere se l'opportunità di poter attivarli anche a favore dell'occupazione. Sicuramente comunque nei confronti dei progetti pilota, penultima linea di indirizzo,
Alcune idee sono già visibili all'interno dei fabbisogni, idee che porto come esempio, ad esempio progetti pilota per pratiche di agricoltura sociale o progetti pilota per pratiche all'interno della struttura dell'urbano rurale, nei confronti ad esempio di fattorie urbane o parchi agricoli. Altri progetti pilota che potrebbero essere attivabili sono quelli anche per il sostegno della filiera forestale. Infine, l'ultima linea di intervento, quella relativa al sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. Anche questo è uno degli interventi consigliati all'interno dei documenti comunitari per questa priorità. Sicuramente all'interno di questo intervento risiedono progetti al fine delle pratiche dell'agricoltura sociale, ma anche al fine degli orti urbani. È da vedere a questo punto il livello nell'occupazione, quale posto al fine dell'occupazione possono occupare questi tipi di interventi. Infine concludo l'esposizione di questa linea strategica assolutamente aperta nei confronti anche dell'osservazione per partenariato, riferendo gli orientamenti strategici che sicuramente fanno riferimento a una territorializzazione degli interventi, un'integrazione tra i vari interventi sia nei confronti dei vari fondi comunitari, ma anche nell'approccio con cui verranno attivati questi interventi. Faccio notare che attraverso il sostegno dei progetti pilota è possibile ad esempio attivare le precedenti linee di intervento all'interno del progetto pilota, per cui non è detto che le linee di intervento relativi le prime linee di intervento relative al sostegno agli investimenti alla creazione e sviluppo di diversificazione facciano riferimento a una misura direttamente attivabile da sola, ma potrebbe benissimo essere una delle misure attivabili all'interno di un progetto pilota. Questo indica un livello di progettualità delle domande che dovrà essere di elevato livello. Infine faccio notare, e lo vedrete quando esaminerete e metterete in relazione le linee di intervento con i fabbisogni citati, elencati sulla sinistra, che in molti fabbisogni è emersa la necessità di avere una visione strategica complessiva del sistema e attivare lo sviluppo economico all'interno dei sistemi territoriali, coinvolgendo attivamente il territorio. Questo vuol dire attraverso un approccio, dice l'accordo di partenariato nella propria attività un approccio relativo allo sviluppo locale di tipo partecipativo, quindi un altro orientamento strategico che qua non ho messo ma sicuramente è da citare è sicuramente la governance. Con questo io avrei concluso, vi ringrazio. Allora, grazie Testoni. Una precisazione in parte fatta stamattina su questa focus area, così veleggia uno dei dubbi più rilevanti che abbiamo rispetto alla fase attuativa, cioè il tema della diversificazione e dei relativi soggetti a cui è rivolta. La Commissione europea sembra orientata, in particolare proprio la DG Agri, a fare in modo che la diversificazione agricola relativa alle imprese agricole ricada tutta nella priorità 2 e non nella priorità 6.
Quindi se questo ci verrà confermato anche nelle prossime settimane, ovviamente determinerà degli spostamenti di linea di intervento senza variare ovviamente il fronte delle cose possibili, degli interventi possibili, ma lo rileviamo perché in questo momento qualcuno potrebbe avere dei dubbi sul fatto, era già stato detto stamattina nel presentare la priorità 2, sul fatto della corretta collocazione. Chiaramente qui abbiamo una focus area intestata alla diversificazione, quindi diversificazione si farà. Potrebbe essere che in questo caso sarebbe rivolta ad altri soggetti, a tutti gli altri soggetti previsti dalle misure correlate che non siano imprese agricole, quindi ad azioni di sistema o quantomeno rivolte ad altri beneficiari. Questo per chiarimento reciproco, per provare a sfoltire magari qualche dubbio che ci può venire nel sentire le nostre proposte. Ecco, direi quindi che possiamo passare alla focus area 6C rivolta alle ITC, alle tecnologie della comunicazione. Il dottor Raffaele Bellio ci dà la sua proposta, anzi la proposta della Regione. Buongiorno a tutti, vediamo sistemare il microfono. Allora, per quanto riguarda la focus area 6C, forse è diciamo, la focus più focalizzata, mi verrebbe da dire, tra tutte quelle che sono previste dal regolamento del FEASR, e in quanto appunto l'obiettivo principale è l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Qui stiamo lavorando all'interno delle zone rurali e quindi in determinate aree che non comprendono tutta la regione del Veneto. Questa strategia, questa focus area, mi sono preso, diciamo, l'onere, anzi l'onore di sfruttare una diapositiva già creata senza dover appunto andare a rifarla. Questa strategia, questa focus area si inquadra all'interno dell'obiettivo tematico 2, il cui titolo è molto simile alla focus area, e all'interno di una strategia europea che si chiama appunto Agenda Digitale Europea, quindi una strategia di settore che prevede una serie di obiettivi i quali sono stati poi declinati a livello nazionale attraverso l'agenda digitale italiana e chiaramente adesso sono anche diventati patrimonio della nostra regione attraverso l'agenda digitale regionale che è iniziata, diciamo, il percorso è iniziato a luglio del 2012 e adesso si sta in sostanza concludendo con un position paper regionale. Position paper che rientra all'interno della condizionalità, quindi o abbiamo un documento di programmazione regionale, altrimenti avremo qualche problema a portare avanti questa focus area. Abbiamo due fondi principali che previsti a livello appunto di fondi QSC, e sia il FESR che anche appunto il FESR, quindi il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che finanzia interventi che sono o uguali o molto simili a quelli del FESR, in particolare le infrastrutture a banda larga, che sono le nostre autostrade informatiche, senza le quali è difficile pensare a uno sviluppo di tutto quello che è l'economia digitale. E poi chiaramente servizi e soprattutto cultura digitale che spesso manca.
Infatti, grazie all'analisi di contesto svolta dal gruppo di lavoro dell'Università di Padova, coordinato dalla dottoressa Messina, sono stati sviscerati alcuni punti di forza e di debolezza, alcune opportunità, alcune minacce, quindi attraverso l'analisi SWOT sono stati, che qui riassumo in brevissime, solo per darvi un flash, vengono appunto riassunti una serie di problematiche che sono ancora presenti malgrado si stia lavorando sia con l'attuale PSR sia anche con i fondi del FESR per superare queste difficoltà. Uno dei problemi appunto, cioè possiamo riassumere il tutto parlando di digital divide, di questo divario, di questa differenza digitale. Il digital divide si esplica sia nel fatto che non tutti i cittadini possono connettersi a internet a banda larga, e quindi questo è un digital divide strutturale, infrastrutturale. Il limite che è posto dall'Unione Europea e che, ahimè, avremmo dovuto superare entro la fine di quest'anno era di 2 megabyte, quindi fornire banda larga minimo di 2 megabyte in download al 100% della popolazione. Questo, diciamo, dovremmo riuscire a raggiungerlo entro un anno, entro il 2014. Abbiamo poi un problema chiaramente di digital divide anche culturale, che si riflette soprattutto sulle generazioni, sulla fascia di popolazione più, fra virgolette, anziana. I cittadini oppure i più giovani sono già una generazione digitale e quindi nascono già con queste tecnologie che sono disponibili, mentre invece noi che abbiamo una certa età abbiamo dovuto arrangiarci, adattarci a queste tecnologie. Loro invece hanno la fortuna, barra sfortuna, non lo so, insomma, invece di imparare già da giovanissimi a usarle. Abbiamo, soprattutto nell'ambito delle aziende agricole, un limitato uso di queste tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Anche i dati del censimento dell'agricoltura, che diciamo hanno un certo valore, anche se non assoluto, dicono che il 5,4% delle aziende agricole in Veneto possiede un PC dedicato all'azienda. È evidente che spesso, insomma, ci sono molti più PC, però magari sono anche nelle aziende agricole, però magari non sono dedicati esclusivamente all'attività aziendale, e quindi questo dato è un po', diciamo, da prendere con le pinze. Dall'altro lato c'è anche uno scarso utilizzo dei servizi online, cioè già disponibili, quello che noi chiamiamo l'e-government, che può essere declinato in varie sfumature, ad esempio l'e-health, quindi il fatto che posso con un click scaricare da internet gli esami che ho fatto del sangue o gli esami sanitari. O posso compilare una domanda online, o posso magari accedere a una banca dati per capire o per stamparmi un certificato, eccetera. L'accordo di partenariato presentato nei giorni scorsi, quindi questo è in sostanza il quadro di riferimento nazionale per tutti i fondi, quindi sia FESR, Fondo Sociale Europeo, e FEASR, e FEAMP, eccetera, prevede queste tre linee, questi tre, diciamo, obiettivi tematici o comunque risultati, che sono appunto un po' quelli che abbiamo già visto, quindi la riduzione del digital divide e la diffusione appunto della banda larga e ultralarga. Teniamo presente che
L'obiettivo dell'agenda digitale europea è che il 50% dei cittadini al 2020 abbia una connettività di almeno 100 megabyte e tutta la popolazione abbia almeno 30 megabyte. Stime spannometriche per il Veneto in sostanza dicono che per avere 30 megabyte per il 100% della popolazione, quindi per raggiungere questo obiettivo che non sarebbe quello nostro, insomma, avremo bisogno di circa 280 milioni di euro. E se vogliamo invece i 100 mega per tutta la popolazione andiamo su 1 miliardo di euro, quindi potremmo anche decidere di stanziare i fondi dell'attuale PSR per avere tutti i 100 mega a banda larga. In ogni caso noi possiamo operare solo nelle aree rurali e quindi il nostro target sicuramente si riduce. Un altro obiettivo sempre dell'accordo di partenariato va verso appunto la fra virgolette semplificazione e dematerializzazione dei documenti informatici e quindi sull'offerta di servizi digitali da parte della pubblica amministrazione che vanno verso non solo gli agricoltori ma anche i cittadini e le imprese. E poi andiamo verso la acculturazione informatica e anche l'alfabetizzazione. Questo significa anche inclusione digitale, perché poi, appunto, come abbiamo visto prima, il digital divide si esplica sia sulle strutture, sulle infrastrutture, ma anche sulle generazioni, ma anche sulle diciamo, diversi componenti sociali esistenti. Questo è un po', noi siamo partiti con un certo digital divide nel 2007, stiamo facendo una serie di interventi. Per la banda larga come FEAS abbiamo in sostanza abbiamo attivato contratti per 22 milioni di euro di investimenti, faremo circa 500 km di posa di fibra ottica e assieme anche alle risorse del FESR, dei distretti e del Ministero per lo sviluppo economico, complessivamente diciamo, dovremmo riuscire a abbattere il digital divide che attualmente, stima insomma, di giugno di quest'anno, è di circa il 6,4% a livello regionale. Questi sono i cantieri appunto che vi ho appena citato e anche se non è uno stato aggiornatissimo, che vi danno un po' l'idea di dove stiamo operando. Continuando diciamo, all'interno della nuova programmazione 2020, diciamo, la focus area 6C si può declinare attraverso questi tre fabbisogni. Il fabbisogno 30 appunto potenziare la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'accessibilità alla rete, il fabbisogno 05 che è un po' trasversale a tutte le focus area, tutte le focus area e quindi sull'alfabetizzazione, sulla necessità di alfabetizzazione e di formazione sia degli operatori ma anche della popolazione stessa e poi all'interno del fabbisogno 31 quindi nello sviluppare e diffondere l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a tutti i livelli. Quindi in sostanza la strategia che viene impostata è sempre appunto questa di promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie, sempre in zona rurale. Il nostro obiettivo è la popolazione, cioè viene misurato nella popolazione che beneficia, quindi negli abitanti che beneficiano di nuove infrastrutture migliorate o nuove oppure migliorate, infrastrutture di TIC,
I fabbisogni li abbiamo appena visti, eccolo qua, e le linee di intervento che intendiamo proporre sono appunto sia a favore delle aziende agricole, quindi sia con azioni e interventi che vanno nel favorire servizi di consulenza aziendale, sia anche di formazione professionale e informazione, soprattutto quindi relativi alle aziende agricole. Continueremo e anzi svilupperemo ulteriormente le strutture, le infrastrutture a banda larga, perché appunto l'obiettivo, come abbiamo visto prima, non sono solo i 2 megabyte che raggiungeremo il prossimo anno, ma sono i 30 o i 100 mega, quindi cercheremo di potenziare chiaramente nelle zone rurali queste infrastrutture e la disponibilità di banda larga. Se appunto la Commissione correggerà l'errore che continua a permanere anche nell'ultima versione che ci hanno mandato ieri del regolamento, riusciremo anche a finanziare i servizi di e-government. C'è un piccolo errore che però cambia sostanzialmente l'interpretazione e la possibilità chiaramente di applicarlo anche a livello di programmazione regionale. Come appunto vi avevo detto, sosterremo anche azioni di alfabetizzazione e con le misure appunto ex articolo 15, 16, 21 che devono essere ridotte di un numero per poter essere declinate correttamente. Avevo già accennato il fatto che operiamo in zone rurali, quindi chiaramente avremo un problema soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi di e-government legato alle zone rurali, cioè noi potremo andare a finanziare solo interventi in zona rurale e quindi avremo un problema di integrazione e di demarcazione con analoghi interventi che vengono proposti e finanziati invece attraverso il FESR. Ecco, alcuni esempi che così mi vengono che potrebbero essere presi come così esempi, insomma, uno potrebbe essere il progetto che anche attualmente si sta sviluppando con il FESR, Veneto Wi-Fi, quindi creare comunque punti di connettività diffusi di libero accesso nei territori rurali della regione del Veneto, potenziare anche noi, intervenire sui punti P3A, quindi punti di alfabetizzazione digitale già presenti nel territorio e invece all'interno delle misure dedicate più alla competitività, quindi l'articolo 17, quindi non siamo all'interno della priorità 6C ma siamo all'interno della 2A, proporre ad esempio dei pacchetti TIC che non sono quelli con il TAC perché altrimenti ci sarebbe dentro una sveglia, ma potrebbero essere dei pacchetti in cui si va a finanziare l'hardware, il software e la formazione, l'informazione, la consulenza e magari, non so, il sito o anche il sito dedicato all'e-commerce. Ecco, vi ringrazio. Bene, allora abbiamo visto le due focus area più puntuali, diciamo più mirate di questa priorità 6 e passiamo adesso al complesso sistema, mondo e assetto dello sviluppo locale. Dottor Pietro Cecchinato ci illustra quello che è il quadro di riferimento e le opzioni che si ritiene di attivare. Sì, approfitto finché Cecchinato sistema le slide. Allora, in realtà in questo intervento, che diventerà l'intervento un po' centrale della giornata,
si ricompongono anche alcuni dei riferimenti che nel programma trovate sotto il profilo degli aspetti chiave: territorializzazione, aree interne, complementarietà dei fondi e governance. Cioè l'intervento delle 16:20 in realtà lo riportiamo tutto in questo contesto, in modo tale da avere un panorama unico e poi quindi lasciare spazio, oltre alle due presentazioni sulle misure rilevanti di questa priorità, a tutte le domande, i quesiti e la discussione col partenariato. Buongiorno a tutti. Innanzitutto dei doverosi ringraziamenti a coloro che hanno collaborato in maniera determinante per tutta la giornata, ma anche per questa presentazione. Io sono un po' il terminale, diciamo così, di questo lavoro. Innanzitutto Walter Signora, la dottoressa Birolo e Pier Giovanni Rodina, che hanno partecipato attivamente, diciamo così, a queste elaborazioni, e anche molti altri, perché poi è il frutto anche di un lavoro che portiamo avanti da un po' di tempo. È una presentazione che abbiamo, non ho fatica ad ammetterlo, composto in poco tempo, e che sconta il livello, diciamo così, di complessità da una parte, e anche tutta una serie di, diciamo così, di tempi in questo momento, di aspetti ancora non definiti, che su questo tema dello sviluppo locale partecipativo inevitabilmente ci condizionano. Un po', per fare un paragone, quello che si diceva la settimana scorsa relativamente all'interazione col primo pilastro della PAC: come si può parlare di interventi, misure agroambientali, agroclimatico-ambientali, se non ho un quadro certo, per esempio, di greening o aspetti di questo tipo. Quindi è una presentazione decisamente ampia, forse vi perderete anche qualche aspetto, ma non preoccupatevi, perché poi cercheremo alla fine di tirare un po' le conclusioni. Abbiamo voluto però darvi ragione di un aspetto, che è l'aspetto della complessità e della composizione complessiva della regolamentazione e della documentazione, che solo adesso si va definitivamente chiarendo. Qui vedete una somma di documenti e di atti che più o meno valgono anche per le altre priorità e focus area, ma qui, diciamo, c'è un plus di difficoltà dovuto al fatto che su questi temi, su questi argomenti, comunque poi si va a impattare a livello regionale, con una situazione che è effettivamente anche qui molto, molto complessa e articolata, perché coinvolge direttamente non solo, non è una programmazione tutto sommato abbastanza definita e settoriale come in altri casi, ma qui veramente si va a confrontarci con aspetti territoriali, aspetti di governance, aspetti di interazione con gli altri fondi, che rendono la questione più delicata e necessaria probabilmente di un maggior livello di confronto. Quindi qua ci sono appunto tutti i vari atti e documenti. Io direi che innanzitutto bisogna fare una precisazione importantissima, che per la prima volta la proposta e il regolamento ormai dell'Unione Europea assumono lo sviluppo locale partecipativo, così viene chiamato, ma in sostanza è qualcosa di molto simile a quello che noi abbiamo conosciuto con l'iniziativa comunitaria Leader prima e con l'asse Leader nell'attuale programma di sviluppo rurale. L'hanno assunto a livello di strumento di programmazione generale, diciamo così, valido per tutti i fondi, in particolare per il FEASR e per il Fondo per le attività marittime e per la pesca, ma valido anche per gli altri fondi, pensando a uno strumento che predisposto per un intervento plurifondo o multifondo.
Questa strumentazione è definita puntualmente dagli articoli 32 e 35 del nuovo regolamento e viene integrata, ma proprio integrata in aspetti, non dico di dettaglio, ma insomma non sostanziali, dagli articoli 42, 40, 43 e 44 del regolamento sullo sviluppo rurale. Cioè la base giuridica dello sviluppo locale partecipativo non la troverete sul nostro regolamento, quello che chiamiamo nostro FEASR, ma bisogna andare a cercare sul regolamento generale dei fondi. Quindi, voglio dire, è già qualcosa di molto diverso rispetto a tutti gli altri strumenti o interventi o misure che avremo nel PSR. Accompagnato a questo c'è una serie, un kit di altri strumenti e pronunciamenti e orientamenti e documenti della Commissione molto ricco, un florilegio vero e proprio. Innanzitutto grande attenzione è stata data nel position paper, che è quel documento che la Commissione, bontà sua, ha inviato a tutti gli Stati membri, uno per ciascuno specifico per Stato, ancora l'anno scorso e che ci ha sostanzialmente, diciamo così, guidato anche nella programmazione e ci sta guidando, diciamo così, anche per capire cosa la Commissione si aspetta da noi, dall'Italia e da noi anche nel Veneto. Poi ci sono altri documenti, linee guida, schede misura, che riguardano lo sviluppo locale partecipativo o comunque leader anche nell'attività di cooperazione e naturalmente quelli che sono i documenti generali che riguardano la programmazione dello sviluppo rurale, che dedicano una parte specifica ovviamente anche allo sviluppo locale partecipativo e alla priorità, diciamo così, che riassume un po' e Focus Area, che riassume un po' lo sviluppo locale partecipativo nel FEASR, che è la Focus Area 6B, la priorità 6 e la Focus Area 6B. A livello nazionale ovviamente vige, cioè sta per essere stato inviato una bozza già più avanzata alla Commissione del documento dell'accordo, della proposta di accordo del partenariato, il quale contiene alla fine, verso la fine del documento, un approfondimento relativo proprio alla CLLD in Italia. Un documento ispirato per la maggior parte da chi deve attuarlo di più, quindi ispirato diciamo così a livello nazionale dall'INEA, in collaborazione col MISE. Noi abbiamo rilevato, voi sapete che ogni strumento, ogni diciamo così, intervento così, deve essere collegato, deve rientrare all'interno di una logica di strategia. Ebbene, abbiamo rilevato che nell'accordo di partenariato il riferimento al sviluppo locale partecipativo nell'obiettivo tematico 9, che sarebbe quello relativo all'inclusione e al contrasto alla povertà, non c'è. Abbiamo segnalato questa cosa, speriamo non sia come la segnalazione che abbiamo fatto, e lo ricordava prima il collega Bellio, per quell'articolo del regolamento citato relativo all'e-government. Poi ci sono dei documenti anche della Regione del Veneto, saluto il collega Terrabuio, autorità di gestione del FESR, che hanno già prodotto un documento diciamo, sulla strategia territoriale, cioè sulla strategia in generale e anche un documento di proposta sulla strategia territoriale, e sono comunque documenti di riferimento, e poi il nostro documento di riferimento principe, che è l'agenda delle priorità strategiche, quelle del 2011. Partendo diciamo così, dalla strategia Europa 2020, ci riferiamo ovviamente, qui siamo nell'ambito della priorità della crescita inclusiva, dove si chiede di promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale dei territori europei.
con alcuni obiettivi che sono sostanzialmente, gli obiettivi di fondo, che sostanzialmente obiettivi che riguardano il lavoro, 75% tra i 20 e i 64 anni, e la fuoriuscita dalla povertà per 20 milioni di europei al 2020. Questi due obiettivi devono diciamo così, sostenerci come riferimento alto alle politiche che andremo a sviluppare in tutta la priorità 6, come è stato ricordato anche dal collega Testoni, e in particolare anche su questa priorità, cioè il tema del lavoro, il tema dell'inclusione, il tema dello sviluppo locale tradotto in, diciamo, con terminologia più vicina anche alle priorità del sviluppo rurale, è il tema centrale, ecco, di questo obiettivo. Nel regolamento comune la definizione dello sviluppo locale è contenuta, come avevamo detto, un po' innanzitutto nei articoli più generali, quelli che riguardano gli obiettivi tematici e quelli che riguardano i contenuti dell'accordo di partenariato, ma è contenuto specificamente nei 4 articoli, dal 32 al 35, che riguardano appunto lo sviluppo, specificamente dedicati allo sviluppo locale tipo partecipativo. L'obiettivo tematico 9 l'abbiamo già detto, come anche abbiamo detto che è previsto nell'accordo di partenariato che ci sia uno sviluppo, diciamo, dei contenuti relativi a come si fa a sostenere lo sviluppo locale, lo sviluppo territoriale attraverso gli interventi dei diversi fondi strutturali e di investimento, i fondi SIE. L'articolo 32, il primo articolo, dà un po', diciamo, il quadro generale della definizione di sviluppo locale partecipativo e di come dovrebbe essere organizzato e coordinato attraverso l'apporto dei vari fondi. Se adesso non vado a presentare nel dettaglio tutti i singoli punti, molti punti ricordano praticamente la definizione di leader dell'attuale programmazione, territori regionali specifici, subregionali specifici, gruppi di azione locale si chiamano ancora, il fatto che a livello decisionale i soggetti pubblici non devono rappresentare più del 49%, né ci deve essere un gruppo privato, un singolo gruppo di interesse che ha la maggioranza all'interno appunto del consiglio di amministrazione o comunque dell'organo decisionale. Il fatto che ci devono essere una strategia territoriale, che ci deve essere una lettura dei bisogni e delle potenzialità di quell'area, eccetera, necessità di collegarsi in rete, di cooperare. Insomma, sono questioni e definizioni che conosciamo abbastanza bene, che sono riprese in questo regolamento, quindi c'è una continuità effettiva e diretta tra la programmazione sviluppo rurale 2007-2013 e la definizione di sviluppo locale di tipo partecipativo a livello del regolamento comune dei fondi. Quello che ci interessa è che possono partecipare, questa è la novità sostanziale, tutti i fondi appunto strutturali di investimento, quindi il FESR, il Fondo Sociale, il FEAMP, la Cooperazione Territoriale Europea, che è un FESR però è uno strumento, diciamo così, separato, attraverso una procedura che in qualche maniera garantisca il coordinamento dell'intervento tra i diversi fondi, addirittura istituendo un comitato tra questi fondi per la selezione delle strategie da approvare e individuando eventualmente un fondo capofila, cioè quando un fondo è più importante degli altri, quello diventa il capofila e quindi regge, diciamo così, governa il gruppo di azione locale dal punto di vista, insomma, diciamo così, di tutti gli aspetti di interazione che ci sono. L'articolo 33 si approfondisce la modalità di definizione della strategia, precisando tra l'altro la necessità di un forte coinvolgimento ovviamente delle comunità locali, quindi di un riconoscimento da parte del partenariato di questo soggetto che si viene a creare, individuando poi anche la necessità di
è molto enfatizzata rispetto alla programmazione attuale, della necessità di monitoraggio, di fissare degli obiettivi intanto e quantificarli, come un po' per tutta la programmazione, questa tornata di programmazione, e la necessità poi anche di fare un effettivo monitoraggio e valutazione sul raggiungimento di questi obiettivi. Quindi una definizione della strategia molto, molto puntuale, molto coerente. L'altro aspetto che si sottolinea è quello della selezione di queste strategie, quindi voglio dire, qua si dà già per assodato che non c'è una necessaria continuità, obbligatoria continuità con l'attuale, ma effettivamente le strategie a livello dell'organo decisionale, che può essere nel nostro caso sarà la regione o l'autorità di gestione o il coordinamento, diciamo così, tra i vari fondi, dovrà appunto valutare le strategie che sono proposte. Non è che uno abbia un titolo preferenziale, ecco, perché per essere selezionato. Diciamo che si ribadisce la necessità, cosa che in Italia va effettivamente rimarcata, la necessità che si faccia presto a fare questa selezione, quindi questa proposta, questi studi, queste analisi e poi proposte di partenariati, in modo che si possa partire effettivamente in tempo debito. E si stabilisce appunto la data del 31 dicembre 2017. Ovviamente ci deve essere una dotazione che viene assegnata e una definizione molto puntuale dei compiti di gestione e di controllo che si affidano a questi soggetti GAL selezionati. Rimane importante la definizione di un range di popolazione, come nella passata programmazione, da 10.000 a 150.000 abitanti, con possibilità di deroga ma giustificata. Quindi sarà nell'accordo di partenariato che andremo a definire se questa deroga e a quali condizioni potrà essere data rispetto a questi limiti indicati dal regolamento. Il compito dell'accordo di partenariato sostanzialmente è quello di definire ruolo e compiti dei gruppi di azione locale e in particolare tutti quegli aspetti che riguardano proprio anche la costituzione del soggetto stesso. C'è il discorso appunto del 49%, del 50%, eccolo qua, insomma, che viene specificato. Ci sono anche degli approfondimenti sulla gestione che credo non fossero così assolutamente puntuali anche nel regolamento sullo sviluppo rurale, che sono più puntuali adesso che nell'attuale regolamento FEASR 1698. Con l'accentuazione ancora una volta dei compiti di monitoraggio e valutazione. Allora, al di là del fatto appunto che qui si specifica che i gruppi di azione locale possono essere anche beneficiari delle misure, eccetera, che fanno attività di cooperazione, una cosa che credo vada assolutamente tenuta in conto anche rispetto a questo, è che sostanzialmente, a chiusura di questa illustrazione carrellata sulla figura sullo sviluppo locale partecipativo, è che si dà un grande atto di fiducia ai gruppi di azione locale e si scoraggiano comportamenti da parte degli Stati membri e autorità di gestione di, tra virgolette, imbrigliare, racchiudere, indirizzare troppo strettamente i GAL nei loro compiti. Quindi, cioè, è stato precisato e chiarito che negli aspetti sia della definizione della strategia e anche negli aspetti della gestione ci sono dei gradi di libertà che vanno garantiti.
Per quanto riguarda, vabbè, poi c'è la definizione anche di quelle di quelle che sono le spese ammissibili, ma sono tutte quelle che riguardano la preparazione dei programmi, le attività di animazione, i costi di gestione della struttura operativa e ovviamente il finanziamento dei programmi. Quello che insomma a noi ha un po' sorpreso è che ed è l'ultimo punto, il punto 2, il sostegno per i costi di esercizio di animazione non supera, accidenti, il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia locale TV partecipativa. A noi sembra un importo effettivamente molto alto, però questo è il limite consentito dalla Commissione. Riprendiamo, vi dicevo, nel regolamento FEASR si definiscono aspetti non sostanziali di contorno dei gruppi locali, dei GAL, ovviamente riconducendo agli obiettivi, ai grandi obiettivi, mega obiettivi dello sviluppo rurale, è affidato sostanzialmente ai GAL, a questi soggetti, e comunque rientra in una strategia di uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità locali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro, nient'altro che quello che avevamo visto anche precedentemente. Nell'ambito come abbiamo già detto, delle priorità e delle focus area, siamo nell'ambito della priorità 6 e della focus area 6B. Quali sono le misure che riguardano principalmente la focus area 6B? Sono quello che nell'ultimo regolamento è appunto l'articolo 20, servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, e sono poi l'articolo 35 della cooperazione, che è stato citato in abbondanza tutta oggi, e ovviamente il leader. Allora, non andrò a leggervi tutte le varie sfaccettature, articoli, eccetera, dell'articolo 20, interventi dell'articolo 20, perché poi li riprendiamo quando andremo ad illustrare un po' la strategia regionale. Comunque ci sono effettivamente molti interventi, anche molto più dettagliati di quello che fa l'attuale regolamento sullo sviluppo rurale, che sostanzialmente, come tra i molti difetti, aveva sicuramente quello di lasciare l'ambito delle misure dedicate specificamente all'asse 3, diciamo, e quindi anche al leader, abbastanza vago. Qui invece, diciamo così, c'è una descrizione molto più puntuale. La misura di cooperazione identicamente è ha la stessa, diciamo così, valenza, ed è una misura assolutamente interessante. L'articolo 42 dice solo che sostanzialmente lo Stato membro può affidare anche altri compiti ai GAL. Questo è un'apertura anche qua abbastanza interessante, che può essere valutata, questa attività di delega da parte dell'autorità di gestione dell'organismo pagatore, che potrebbe essere anche rovesciata peraltro, e poi la possibilità di avere un anticipo. C'è questo kit di avviamento leader che riguarda però, ecco, questo va sottolineato, solo i soggetti, diciamo così, di nuova istituzione che non hanno attuato leader, quindi parliamo quelle comunità rurali che non hanno attuato leader nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, quindi diciamo che nel Veneto visto che è stato leader, ha interessato il 70% del territorio, sarà un po' improbabile che andiamo ad applicare questo kit. L'attività di cooperazione leader è più dettagliata di quello che c'è nel regolamento generale, ma questo diciamo che viene dopo tutto questo ragionamento, diciamo che è necessaria, è sostanziale, ma viene dopo tutti i ragionamenti che faremo, per cui io direi di andare invece a ragionare più dettagliatamente sulla scheda
che la Commissione ci chiede appunto per la focus area 6B, che individua, diciamo così, tre target di intervento, no? Allora, innanzitutto la percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale, quindi qui rispetto alla popolazione rurale, che va definita quindi, qual è o quale sarà o quale prevedi che sia l'area interessata e la percentuale di popolazione sulla quale si applicheranno queste strategie. Poi, e qui per dire che non c'è solo strategia di sviluppo locale, ma ci possono essere separatamente anche una strategia, diciamo così, come per la banda larga peraltro, separata da questa, che non necessariamente rientra in strategie tipo leader, la popolazione rurale che beneficia di nuovi o migliori servizi o infrastrutture. Qui è chiaramente legata all'applicazione dell'articolo 20, quello sui servizi per i villaggi e le comunità rurali, no? Rimane il riferimento, come avevamo detto, c'è addirittura nel terzo obiettivo dello sviluppo rurale, il riferimento ai posti di lavoro creati. Quindi, e non si tiene conto, ma è veramente, diciamo così, interessante, perché non si tiene conto dei posti di lavoro creati nella segreteria del GAL. Quindi siamo a livelli, come vedete, di sofisticazione piuttosto interessanti. Si sottolinea in questa chiosa che c'è proprio alla fine della scheda una questione che, diciamo così, ci sta un po' interessando e che è una questione che sembra di lana caprina, ma che è una questione poi in realtà sostanziale. Cioè, se i misuratori, abbiamo visti, sono la percentuale di popolazione, i servizi che si offrono e poi i posti di lavoro. Se però nella strategia leader io, avendo i GAL, abbiamo detto prima, una certa libertà di individuare, no? Quelle che sono le necessità e i bisogni e naturalmente le risposte a questi bisogni. Diciamo, se le strategie che il GAL e che sono state approvate va a sviluppare riguardano, che so, tutto l'aspetto dell'energia da fonti rinnovabili, per un GAL di montagna potrebbe essere molto interessante sviluppare una strategia mirata su tutto quello che riguarda la biomassa, lo sfruttamento della biomassa legnosa, per esempio, no? Ecco, allora, quell'indicatore io lo perdo, allora qui si specifica che anche se i progetti leader possono contribuire a diverse focus area, questo sarebbe il caso per esempio della 5C, se non vado errato, produzione di energia da biomasse, leader sarebbe interamente programmato sotto la focus area 6B, quindi la destinazione delle risorse io non la metto nella 5C, ma le metto, anche se riguarda la produzione di energia, sotto 6B, per rispettare la sua natura bottom up. Cioè la giustificazione è che pur andando a interessare un'altra focus area, la strategia di applicazione, che non è top down ma è bottom up, mi giustifica il fatto che io lo consideri all'interno della strategia leader vera e propria. Tuttavia i progetti leader dovrebbero essere monitorati attraverso temi nel corso dell'attuazione della strategia di sviluppo locale. Perfetto, quindi voglio dire, non ti esimo comunque dal fare un monitoraggio rispetto a questi elementi, per esempio quantità di energia prodotta, se non mi ricordo qual è l'indicatore di quella focus area, però dal punto di vista delle risorse e degli obiettivi, e ritorniamo a percentuale di popolazione e se parliamo di leader parliamo di posti di lavoro creati, specifici per quella focus area lì. Quindi vedete che anche qua la faccenda è piuttosto complicata. Il tema del partenariato e di come il partenariato viene coinvolto, il partenariato locale, è centrale e qui ce lo ricorda anche il codice di condotta.
Altri elementi che sono fondamentali nel leader sono il tema della complementarietà tra i fondi, e qui non è stata ancora presa una decisione definitiva nel Veneto di come verrà applicata. Sicuramente si pone il tema della sovrapposizione in alcune aree costiere tra potenziali GAL costieri e potenziali GAL diciamo così rurali, però diciamo così è ancora un tema che deve essere sviluppato unitariamente a livello regionale, che stiamo lavorando insomma in questo senso per andare a definire. L'altra sollecitazione che viene dal position paper è che ci deve essere un grosso lavoro di assistenza ai GAL. Allora, probabilmente, anzi sicuramente, la Commissione ha in mente l'applicazione attuale, dove ci sono stati, e non tanto nel Veneto, mi sentirei di dirlo, dei fenomeni piuttosto, diciamo così, preoccupanti da questo punto di vista, in termini di ritardi, in termini di addirittura fallimenti dei GAL, per cui è una sollecitazione più che comprensibile. Diciamo che probabilmente dopo diverse ripetizioni della strategia leader, sia prima come iniziativa che adesso all'interno del programma, diciamo che secondo me sì, c'è bisogno di assistenza, ma fino a un certo punto adesso dovrebbe essere in grado di camminare anche con le proprie gambe. Ovviamente c'è bisogno di assistenza perché, stanti i gradi di libertà che la programmazione, che la regolamentazione comunitaria assegna, c'è ovviamente una responsabilità molto alta e quindi ci vuole capacità amministrativa, e quindi il tema della capacità amministrativa è centrale. Trasparenza, individuazione dei criteri di selezione, evitare i conflitti di interessi, sono questioni che abbiamo sicuramente affrontato in questa programmazione, quindi direi che non c'è niente di nuovo rispetto alla raccomandazione della Commissione, cosa che non abbiamo già affrontato in questa. Sottolineo l'ultimo punto, coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi del programma, perché questo effettivamente, se c'è una debolezza anche nella programmazione attuale, sicuramente è questa, perché probabilmente non è stato fatto, sono stati ben tracciati gli obiettivi e quindi necessariamente poi non c'è stata una grande coerenza negli interventi. Questo vale in parte anche per il programma stesso. Però ormai credo che la Commissione ce lo perdoni questo per questa volta. Ecco, allora ovviamente la Commissione ci chiede di precisare nell'accordo di partenariato tutti gli elementi fondamentali, centrali, che riguardano lo sviluppo locale attivo partecipativo, che puntualmente ritroviamo infatti nell'accordo di partenariato, seppure secondo diciamo così, una declinazione che non ci vede perfettamente d'accordo. L'accordo di partenariato tratta, vi dicevo, in una sezione specifica, lo sviluppo locale tipo partecipativo. È un documento, quello che è stato riportato in questa bozza che è partita il 9 dicembre per la Commissione, che è stata discussa il 10 dicembre e quindi, siccome c'è, ve la riporto, però io tirerei via, perché il documento dovrebbe essere, secondo gli accordi presi il 10 dicembre, profondamente revisionato, e quindi è inutile che andiamo a rimestare, diciamo, cose che non sono ancora stabili. Io direi di sottolineare solo a volo d'uccello, veramente perché poi è anche molto tardi, solo le cose che effettivamente penso siano più o meno consolidate. Sulle sfide e sul fatto che cioè si deve migliorare tutto l'aspetto della governance e della definizione e implementazione delle politiche, su questo sicuramente si sfonda una porta aperta e questo è diciamo la sfida principale sicuramente. Un aspetto che è stato
molto discusso e su cui ci sono ancora disparità di vedute, ma che tutto sommato è importante, però possiamo trovare sicuramente il sistema comunque anche di adattarlo alle nostre esigenze, è quello di questa lista degli ambiti tematici. Allora, i temi, tra virgolette, sono citati, la necessità di diciamo, focalizzare la strategia attorno ad alcuni temi, quindi di concentrare un po', no? Questo è presente in vari documenti della Commissione, questo aspetto. La traduzione nell'accordo di partenariato è l'individuazione, non si sa in base a cosa, e questo è forse l'aspetto un po' più critico, che noi abbiamo criticato, è l'individuazione di ambiti tematici così definiti. Come vedete, per carità, cioè vuol dire sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, non solo quelli agroalimentari, ma anche quelli artigianali, manifatturieri, eccetera. Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile, eccetera. E così via, accesso ai servizi pubblici, riqualificazione urbana, quindi qua si è pensato, quindi evidentemente qua c'è anche lo zampino del Mise naturalmente, perché si parla di riqualificazione urbana, reti, comunità intelligenti, eccetera. Noi abbiamo criticato questa impostazione, che non sappiamo se definitivamente verrà comunque confermata o se verrà cambiata, dicendo che noi una definizione della strategia generale l'abbiamo molto chiara e degli obiettivi l'abbiamo molto chiara, già molto chiara, che è quella, è una specificità, è vero, del FEASR, però insomma anche gli altri fondi più o meno ce l'hanno, che è quella definita dalle priorità e dalle focus area. Perché andare a definire degli ambiti tematici più o meno sfuggenti e più o meno poi da monitorare? Perché naturalmente quando ci si pone di fronte a uno sviluppo di un tema è chiaro che oggi dobbiamo pensare, quando mi pongo un obiettivo, quando mi pongo una strategia, devo saperla misurare. Ecco, cioè messa così non è che, voglio dire, sia un qualcosa, sfugge molto, insomma, è un po' vaga. Chiede del lavoro in più, tra l'altro ritenuto non necessario, perché per esempio il secondo punto, sviluppo della filiera energia rinnovabile, come vi ho detto, se noi lo traduciamo nell'ambito FEASR, c'è la focus area 5C, quella sulle energie rinnovabili, che è puntuale, definita, i suoi indicatori, eccetera. Quindi su questo aspetto come FEASR non siamo assolutamente d'accordo. Tutte le autorità di gestione FEASR, tra l'altro regionali, hanno rilevato questo tema. La cosa che va comunque sottolineata è che c'è una richiesta nell'ambito del partenariato di focalizzazione rispetto a uno o al massimo 3 ambiti tematici che devono essere strettamente collegati. Quindi insomma, voglio dire, concentratevi su qualcosa, non potete sviluppare tutti gli ambiti tematici, i 10 ambiti tematici. Almeno questo è abbastanza chiaro. Poi sul discorso dei fondi si ribadisce quello che già sappiamo che è scritto nei regolamenti, cioè ci vuole il coordinamento, questo l'abbiamo già visto, si ricorda che il FEASR deve dedicare allo sviluppo locale di tipo partecipativo, al leader, almeno il 5% delle proprie risorse e il FEAMP almeno il 10%. E sono obbligatori queste riserve di fondi. L'istituzione del Comitato Tecnico Regionale ripete quello che c'è già nel regolamento. Ci possono essere GAL, diciamo così, di vario tipo, quelli rurali, quelli urbani, quelli di azione costiera, anche quelli progetti di cooperazione interterritoriale. Da qualche parte si dice che non possono sovrapporsi tra di loro, le aree non possono essere sovrapposte. Rispetto ad alcune ipotesi che circolano nel Veneto, forse questo, e non solo nel Veneto, forse questo può creare qualche problema. Quello che si dice, e penso verrà sostanzialmente confermato, è che proprio per questa apertura, tra virgolette, multifondo, il FEAS si dovrebbe concentrare nelle aree C e D. Questo non vuol dire, naturalmente, che in cui sarà capofila. Ecco.
Questo non vuol dire naturalmente che non sono ipotizzabili dei GAL fuori aree C e D, e adesso parlo di aree C e D, poi magari le vediamo, le ho già presentate anche comunque mercoledì scorso, che non può essere una partecipazione FEASR all'infuori delle aree C e D. Ci può essere, però in quel caso FEASR non dovrebbe essere fondo capofila. Questo tema delle soglie non credo verrà confermato in questa formula, perché non ha nessun fondamento, tra parentesi, ma sta ad indicare che ci deve essere una dotazione adeguata, e questo l'abbiamo capito anche noi. Già in questa programmazione abbiamo fatto, diciamo così, dei passi in avanti rispetto all'individuazione di una soglia finanziaria adeguata per il finanziamento dei gruppi di azione locale. Credo che questo sia il monito a tutte le autorità di gestione, perché considerata l'attività e il tipo di responsabilità che avranno i GAL nella futura programmazione, è chiaro che non si può fare finanziare un GAL con 1 milione di euro, insomma, perché è un qualcosa che non si sostiene, non è sostenibile. Il supporto al CLLD abbiamo già detto, no? Riflessioni anche, diciamo così, regionali in merito potrebbero sicuramente portare a una, diciamo così, è sicuramente importante, ma anche una riflessione, diciamo, non proprio di una grossa importanza di questo aspetto. Naturalmente il problema è se ci sono soprattutto molti soggetti nuovi. Ecco. Per arrivare al documento regionale, l'agenda sottolineava in 2 punti, e la vorrei proprio anche leggere. Uno, la necessità di coinvolgere gli enti locali nella programmazione proprio a livello territoriale, proprio ritenendo che l'azione a livello territoriale ha significato se si coinvolgono i soggetti di programmazione a livello territoriale. L'altra, la necessità diciamo così, di un'applicazione matura di questi strumenti. Quindi il bando di un certo sperimentalismo che ha connotato forse giustamente questa programmazione, per arrivare, diciamo così, invece a un consolidamento effettivo dei GAL e della metodologia leader, perché noi riteniamo che questa esperienza di questi 7 anni possa avere effettivamente significato, soprattutto in certi territori, un effettivo affrancamento, insomma, di questo modello di governance. Ovviamente ci sono sollecitazioni a una buona gestione e a una richiesta di efficacia ed efficienza e incisività dei programmi. Qui ci sono, passando diciamo così, al documento strategico regionale attuale, quindi all'individuazione dei fabbisogni, che passo molto velocemente. Sono stati ritenuti per la Focus Area 6B importanti, strategici, i fabbisogno 4, cioè il rafforzamento e la razionalizzazione del sistema di governance anche a livello locale, con la necessità di una visione strategica complessiva di tutto il sistema, quindi non visioni spot, diciamo così, e di necessità di politiche e strategie effettivamente integrate e trasversali, quindi che non riguardano un aspetto specifico, settoriale, eccetera. La competenza è la richiesta di competenza è una necessità assoluta, in particolare in questo caso non si guarda tanto alla competenza, diciamo così, tecnica, eccetera, ma più una competenza manageriale, territoriale. Per esempio, in tutto l'ambito della direzione dei GAL e di chi compone, diciamo così, la struttura operativa dei GAL, proprio per le funzioni che sono chiamati a svolgere.
Gli ambiti più importanti sono quelli che hanno un riferimento al territorio, ovviamente i fabbisogni più importanti sono quelli che hanno riferimento di più al territorio, quindi da una parte la qualificazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, storico-culturale, dall'altra il tema dei servizi alla popolazione. Come vi ricordo, il tema dei servizi alla popolazione può essere anche svincolato dallo sviluppo locale partecipativo, perché è un fine in sé, no? E diciamo che l'approccio integrato attraverso lo sviluppo locale aiuta, sicuramente favorisce, migliora, però può esserci anche uno sviluppo, diciamo, di questi, una risposta a questi fabbisogni senza un approccio di tipo integrato. L'ultimo fabbisogno, che è un fabbisogno che è molto territoriale, centrato sostanzialmente su due grossi aspetti, no? Da una parte un territorio che ha rurale, molto rurale, aree montane e aree di pianura rurali, dall'altra la necessità di sviluppare soprattutto per quelle aree in cui l'urbano e il rurale si confondono, si mescolano, non dico tutto il Veneto, ma una grossa parte del Veneto, soprattutto il Veneto centrale, la necessità di migliorare, diciamo così, i modelli e i sistemi di governance, cercando di sviluppare tutta una serie di attività, abbiamo visto prima nella relazione del dottor Testoni, tutta una serie di attività che sono funzionali appunto a una migliore convivenza dei due sistemi. Quale sviluppo locale allora per il Veneto, come viene fuori insomma rispetto con queste indicazioni, diciamo così, un po' strategiche? Innanzitutto dal punto di vista della strategia ci vuole assolutamente una coerenza rispetto ai temi strategici alti posti dal regolamento e posti anche dall'accordo di partenariato. A livello regionale, naturalmente, andrebbe individuato questo sviluppo locale di tipo partecipativo, dovrebbe rientrare nella programmazione a pieno titolo, nella coprogrammazione regionale. È un po' il ragionamento che la legge 35 assegnava alle IPA. Certamente un soggetto di questo tipo, dotato anche di una robusta iniezione finanziaria, ha un suo peso e una sua valenza a livello di programmazione. Quindi questa programmazione la Regione la deve assumere, fare sua, perché gli riconosce anche un quid perché sia sviluppata, quindi è evidente che deve entrare all'interno della programmazione regionale, evitando naturalmente effetti di sovrapposizione o altri effetti che possono essere negativi o comunque non equi. Naturalmente questo impone una qualificazione della strategia, che deve essere una strategia coerente, adeguata, che parte effettivamente da una lettura attenta dei bisogni del territorio e l'individuazione poi degli strumenti di intervento più adeguati, e quindi la necessità di migliorare la qualità della progettazione a livello locale. Uno dei problemi, come vi dicevo prima, dell'attuale programmazione è che sicuramente se andiamo al di là di tutto quello che è successo, la crisi eccetera, perché abbiamo programmato nel 2007 poi c'è stato il finimondo negli anni successivi, sicuramente un deficit di programmazione c'era e l'abbiamo riscontrato, tanto è vero che se andiamo a vedere quello che è stato fatto rispetto a quello che è stato programmato, sembrano veramente due progetti molto distanti. La necessità di concentrazione finanziaria, questa è già venuta fuori come indirizzo sia a livello comunitario, ma vedete, vi ricordate anche nell'accordo di partenariato, la necessità di definire un ambito di intervento abbastanza chiaro e non a 360 gradi. Rispetto ai soggetti, come vi ho detto, e in questo ci viene forse in aiuto una restrizione rispetto alle aree, ma come vi ho detto, secondo noi, dopo tutti questi cicli di programmazione, non possiamo ancora porci di fronte a queste esperienze come fossero delle novità.
Quindi è richiesto, è necessario che chi si propone dia testimonianza di un percorso che si è fatto e di un percorso che comunque non si è interrotto. Abbiamo visto, si può vedere, è palese che laddove c'è una forte aggregazione, al di là del gruppo di azione locale, che potrebbe anche promuovere un'aggregazione di tipo opportunistico, dove c'è un radicamento effettivo del partenariato, un dialogo che va al di là, diciamo, del gruppo di azione locale, ci sono anche i risultati più importanti, migliori, eccetera. Cioè si può arrivare a questo, ovviamente, però laddove c'è già un tessuto di esperienze importante, evidentemente questo aiuta. È naturalmente importante che ci sia una partecipazione effettiva del territorio e un riconoscimento di questo ruolo dei gruppi di azione locale all'interno del territorio. Quindi tutto il tema di chi è il GAL, cosa fa, perché esiste, cosa rappresenta, eccetera, dovrebbe essere ormai un'acquisizione fatta da parte del territorio. Non siamo più nel campo della sperimentazione, siamo nel campo dell'applicazione di uno strumento. Naturalmente capacità di coinvolgimento sia dei soggetti pubblici, per cui la programmazione dei soggetti pubblici è dentro, no? Alla programmazione del GAL, sia dei soggetti privati che sono dotati magari che sono sicuramente dotati di maggiore dinamicità, che sono le forze propulsive anche dell'economia locale, e quindi la capacità che in questi piani di azione, come li chiama il nuovo regolamento, siano rappresentate entrambe le progettualità. E questo si dovrebbe esprimere attraverso dei soggetti che effettivamente siano in grado di attuare una governance effettivamente partecipata, no? Anche attraverso magari delle modalità che potremmo individuare anche nuove, o che gli stessi gruppi di azione locale individuano. Dal punto di vista di come si dovrebbe muovere il soggetto che abbiamo in mente, un soggetto magari ideale ma verso cui dobbiamo tendere, sicuramente è un soggetto che, ripetendo quello che abbiamo già fatto in questa programmazione, compartecipa non solo delle decisioni, ma anche compartecipa anche finanziariamente, quindi chi entra nel gruppo di azione locale sa che deve contribuire non solo con le idee ma anche finanziariamente, perché il gruppo locale deve tendere ad avere una sua forza, una sua autonomia interna, al di là del contributo, che sicuramente verrà assegnato e viene assegnato per tutte le attività di animazione, gestione, cooperazione, eccetera, programmazione. Il livello di trasparenza sia nella programmazione e quindi per esempio nell'individuazione dei criteri, eccetera, delle misure, degli interventi, e sia nella gestione effettiva delle risorse deve essere massimo. Naturalmente questa trasparenza ci deve essere anche nel render conto non solo a noi e alla VEPA delle spese sostenute, ma deve esserci effettivamente una grande trasparenza proprio anche nelle scelte che i gruppi di azione locale vanno a compiere. L'altra importante versante, abbiamo sentito oggi quell'apertura importantissima sui partenariati europei dell'innovazione, è l'apertura verso il mondo, verso l'esterno, non solo verso i pur auspicabili collaborazioni con i GAL Contermini o con i GAL del Veneto, ma verso i GAL di altre regioni e verso i GAL europei. Non nascondiamoci che anche questa volta l'esperienza di cooperazione è stata decisamente faticosa, un po' partita in ritardo, un po' anche proprio per, secondo me, limiti anche strutturali da parte anche dei GAL e del sistema in generale, perché non nascondiamoci che per cooperare bisogna essere almeno in due, quindi
le differenze tra gli avanzamenti, tra le regole, eccetera, a livello regionale e con le altre regioni e con gli altri stati sono enormi, quindi questo sicuramente non facilita, però questo, come abbiamo sentito, questo scambio sicuramente può portare dei grandi vantaggi in termini di capitale, di crescita e capitale sociale. Per quanto riguarda gli aspetti più specifici, ricordato dove si colloca, insomma, diciamo, no? Lo sviluppo locale partecipativo, diciamo che io ho indicato con missione specifica una cosa che in parte è mancata in questa programmazione, è quella di effettuare effettivamente politiche di tipo integrato, che sono politiche che a livello locale possono essere sicuramente meglio condotte e sviluppate rispetto a un intervento appunto regionale. Quindi questo orientamento di fondo, che non è tra gli orientamenti, cioè che è tra gli orientamenti generali, ma in questo caso viene ulteriormente ribadito, è proprio quello il richiamo all'integrazione, cioè a sviluppare dei progetti di tipo integrato a tutti i livelli. Il riferimento alle aree è quello relativo alle aree C e D, perché è scritto nell'accordo di partenariato sostanzialmente, però tenendo conto anche di quello che vi ho detto. Adesso, come vi dico, a livello regionale non c'è ancora una posizione unitaria definita rispetto alle esperienze, alla possibilità di sviluppare dei gruppi di azione locale diversi da quelli rurali o della pesca, tuttavia, voglio dire, per quanto riguarda quelli rurali, quindi con capofila FEAS, sicuramente nelle aree C e D. Questo dovrebbe assorbire anche la politica, diciamo così, che si svilupperà a livello regionale a favore delle aree interne, almeno per quanto riguarda la partecipazione del FEAS. L'individuazione delle aree rurali, abbiamo avuto a livello nazionale un'indicazione che abbiamo anche mantenuto, perché sostanzialmente dalla lettura del territorio, pur con alcune sottolineature rispetto a delle situazioni puntuali, abbiamo ritenuto di confermare le aree C e D dell'attuale programmazione. In questa slide voi vedete le aree rurali con problemi di sviluppo, cioè le aree D, sono quelle blu, che corrispondono sostanzialmente alla montagna veneta. Le aree intermedie, aree rurali intermedie, sono quelle rosa chiaro, e riguardano la provincia di Rovigo, la zona dei Colli Euganei e l'alta collina veronese. Le aree, e sono le aree C, le aree B, che sono anche qui di colore diverso, in verde più scuro le aree più rurali, le aree in verde più chiaro, le aree più urbanizzate, sono aree ad agricoltura intensiva e comunque aree in cui appunto urbano-rurale sono fortemente interfacciate, interconnesse. I 5 capoluoghi regionali che superano i 100.000 abitanti sono le aree diciamo urbane per definizione. Quindi questa è la proposta di conferma delle aree rurali, intendendo per aree rurali specificamente C e D, perché questo è quello che si dice nell'accordo. Ripresento la lettura, diciamo così, un po' spannometrica, come vi ho detto l'altra volta, mercoledì scorso, delle aree interne, come secondo fatta dal Mise. Ci sono ovviamente ci potrebbero essere delle osservazioni, ci sono delle osservazioni di tipo puntuale, vedete però che sostanzialmente le aree verdi più scure, che sono quelle, vi ricordo, qui si ragiona in termini di accessibilità ai servizi, in particolare quelli scolastici, quelli sanitari e quelli dei trasporti. Le aree verdi più scure sono quelle più periferiche.
Come vedete, le aree più periferiche sono il Comelico, nella provincia di Belluno, l'Alto Agordino, sempre in provincia di Belluno, in provincia di Vicenza un po' l'altopiano di Asiago e la Francia soprattutto verso est, e il Baldo Lessinia e diciamo così una parte del delta del Po. Il comune credo sia di Cavallino Jesolo, i due comuni, quello lì è un po' sbagliato, ecco, vabbè, quello non è area periferica sicuramente. Vi dicevo prima, riteniamo che la politica potrebbe essere, visto che si tratta di aree C e D sostanzialmente, la politica per le aree interne potrebbe essere un'accentuazione, dato come missione ai gruppi di azione locale che dovessero instaurarsi in queste aree, è data come missione anche quella di sviluppare anche questo tema. Questo potrebbe essere l'apporto che il FEASR dà, il contributo che il FEASR dà a queste politiche. Naturalmente si tratterà di lavorare con gli altri fondi per una strategia regionale un po' più organica di quello che vi ho detto. Sul ruolo dei GAL, come vi dicevo, noi confermiamo che secondo noi la programmazione dei GAL deve inserirsi all'interno, va inserita all'interno di una programmazione regionale, non solo quella del PSR, ma la programmazione regionale più vasta, che il ruolo che noi assegniamo ai GAL è, secondo diciamo così, quello che stiamo adesso definendo come strategia, è un ruolo programmatorio e non strettamente gestionale. Vedremo le compatibilità e le possibilità che il regolamento ci dà, ma noi riterremo di confermare la scelta strategica che abbiamo fatto in questa programmazione da questo punto di vista. Quindi non un ruolo gestionale in senso stretto, anche nella gestione, diciamo così, finanziaria. L'ambito territoriale dovrebbe essere coerente e correlato con il quadro complessivo della programmazione regionale, proprio perché riteniamo che il GAL faccia parte della programmazione regionale e quindi deve essere coerente col disegno strategico che la Regione si è data e si sta dando rispetto al territorio. Per cui questi sono gli ambiti delle intese programmatiche d'area. Ovviamente a colore diverso corrisponde una IPA diversa, sono 25 nel Veneto, sono 25 e sono anche, come vedete, ambiti di diversa popolazione. Qui abbiamo voluto fare un esercizio rispetto, mettendo diciamo, in correlazione le IPA con la popolazione. Allora, i due ambiti azzurrini sono sotto i 150.000 abitanti, naturalmente quelli più chiari sono sotto gli 80.000 e gli altri sono sotto, e quelli più scuri sono tra gli 80.000 e i 150.000. Aumentando l'intensità del colore, cambiando colore e aumentando l'intensità del colore, quindi dal rosa al rosso, andiamo l'ambito rosa ai 350.000 e ai 200.000 abitanti, il rosso vivo è tra i 200 e i 230.000, il rosso mattone è sopra i 230.000 abitanti. Chiaramente questo pone dei problemi a quello che è quel discorso sui limiti che abbiamo fatto, abbiamo proposto apposta come lettura un po' anche scegliendo come riferimento privilegiato diciamo, gli ambiti IPA, chiaramente ci sono anche questo tipo di problemi. Ci sono anche da tener conto della legge rispettivamente 18 e soprattutto della legge 40, norme in materia per disciplina dell'esercizio associato di funzioni, quindi unione dei comuni, e norme in materia di unioni montane. Come vi ho detto mercoledì scorso, per le unioni montane siamo ancora nell'iter di definizione di queste unioni, di aggregazione. Attualmente per l'Unione dei Comuni ci è stata restituita questa situazione, come vedete sono proprio isole, no? All'interno della regione, con qualche nucleo di aggregazione verso Campo San Piero, mi pare, e le zone limitrofe abbastanza un po' più intenso, come anche nella bassa provincia vicentina e veronese, e per il resto appunto si tratta di isole, quindi qua
finché non ci sarà una situazione consolidata sulle zone montane, probabilmente i riferimenti restano troppo blandi per le altre zone del Veneto. Ovviamente partiamo da un'esperienza leader su tutta una serie di territori, di cui ovviamente si terrà conto, come si dovrebbe tener conto anche delle esperienze fatte attraverso i PIAR, gli ambiti locali PIAR, questi 8 progetti disseminati nel Veneto centrale, e dell'esperienza dei GAC del Veneto. Come vedete ci sono due GAC, uno sostanzialmente la provincia di Venezia verso nord, e l'altro, non so neanche come si chiamano, ma comunque, e l'altro invece un GAL Polesine-Chioggia, ecco, sostanzialmente. Quindi anche queste esperienze, anche queste aggregazioni ovviamente sono ambiti di riferimento importanti. Per quanto poi riguarda il discorso di come dovrebbero essere strutturati i GAL, questo abbiamo già detto ad abbondanza, concetti che non ripeto, quindi l'esigenza comunque di una struttura molto forte, molto robusta. Il piano di azione, anche qui si ripete che il piano di azione deve essere un piano di azione che, partendo dall'analisi, individuazione di fabbisogni e delle strategie, eccetera, eccetera, deve essere un piano d'azione che ha completo e che individua strategie puntuali e precise. La traduzione veneta, diciamo così, di quella specificazione di ambito tematico potrebbe essere quella di individuare non più di 5 focus area come ambito di intervento della GAL. Naturalmente qui parliamo di focus area intendendo che nella focus area 6B ci starebbe già tutto, però intendiamo come ambito di intervento ovviamente in senso più ampio, collocando gli interventi dello sviluppo rurale all'interno di tutta la strategia delle 18 focus area. Le misure che dovrebbero essere applicate dovrebbero essere quelle che sono previste, e gli interventi che sono previsti nel regolamento sullo sviluppo rurale, no? Con opzioni quindi di scelta, ma nell'ambito di un quadro di regole abbastanza certamente definito. Sul budget sappiamo già che il limite minimo è il 5%, qui starà alla politica, anche io dico, ma non solo a loro, ma anche alla concertazione sul territorio, dare una misura del superamento del 5%. È un discorso aperto. Naturalmente c'è chi dirà meno, c'è chi dirà di più, sentiremo magari se ci sono altri confronti e ci saranno sicuramente confronti e opinioni a questo punto di vista. Certo è che la dotazione deve essere, come dire, adeguata a quelli che sono gli obiettivi e le strategie. E quindi è una dotazione che comunque dovremmo garantire importante, faccio riferimento, insomma, diciamo così, a quelle che sono state le dotazioni dei GAL in questa programmazione, soprattutto dei GAL, diciamo, con territorio e popolazione più ampia, quindi una dotazione, sì, che permetta, che consenta un ambito, un margine di manovra importante e quindi un'incisività, insomma, dell'azione che c'è, al di là dei riferimenti che ci potranno essere nell'accordo di partenariato. Naturalmente quello che cercheremo di fare è di parametrare questa identificazione, diciamo, del quid a dei criteri, ancorarla a dei criteri che siano definiti, che siano certi, che siano comprensibili, insomma. Le questioni aperte da questa impostazione strategica sono questioni, innanzitutto, come abbiamo già sottolineato, che riguardano l'integrazione con gli altri fondi strutturali di investimento europei e che riguardano poi il fatto di condividere un modello a livello regionale. Ovviamente noi siamo tenuti a sviluppare un modello di sviluppo locale partecipativo come fondo FEASR. Il fondo FEAMP da parte sua è tenuto a sviluppare un modello, vorremmo che questo modello fosse evidentemente unico, almeno tra noi due. Aperta è la decisione rispetto a una identificazione di un modello regionale che vale magari anche per gli altri fondi, per altre esperienze.
quindi gruppi di azione locale, monofondo o plurifondo non importa, ma anche di altri fondi. Quindi questo è un discorso aperto. Rimane aperto il tema dell'interazione urbano-rurale. Da questo punto di vista la suddivisione in aree C e D e A e B ovviamente non aiuta, nel senso che il modello GAL, lo strumento sviluppo locale partecipativo, posti questi limiti e posto il fatto che le aree urbane e periurbane del Veneto sono nel Veneto centrale, quindi non nelle aree C e D, evidentemente il tema urbano e l'interazione urbano-rurale, agricoltura periurbana, agricoltura urbana addirittura, è un tema che difficilmente sta dentro a questo contenitore. Almeno attualmente, e qui abbiamo già visto, ce l'ha ricordato prima il collega Testoni, che ci possono essere esperienze anche pilota in questo ambito. Ce ne sono state sicuramente in Europa e in altri anche ambiti internazionali. Vediamo come si può essere sviluppato. Naturalmente il tema dei fondi, il tema del ruolo dei GAL e degli obiettivi dei GAL è un tema che incrocia direttamente un problema anche di mentalità e di approccio, cioè superare o non superare un approccio settoriale rispetto a un approccio invece più funzionale e più territoriale, insomma, delle politiche. Anche questa è una scelta, diciamo così, che i tecnici possono anche in qualche maniera indirizzare, ma che poi è la politica che deve decidere. E su questo credo che il confronto sia necessario e aperto. Per quanto riguarda, ho fatto tardissimo, mi sono sbrodolato un sacco, allora i fabbisogni, avevamo già individuato quali erano i fabbisogni che avevamo individuato caratteristici per questa focus area. Gli interventi sono ovviamente riferiti, tutti quelli che vedete riferiti al regolamento comune sulla destra e che rispondono ai fabbisogni 4, 7, 27 e 27, sì, sono interventi che non trovate nel regolamento FEASR ma trovate nel regolamento comune, perché là viene definita l'attività le attività e i compiti dei gruppi di azione locale, compresa la sostegno alla strategia di sviluppo locale. E quindi lì c'è dentro tutto, dalla formazione e la preparazione delle strategie al sostegno ai costi di esercizio e all'animazione e appunto alla strategia. La parte sulla cooperazione invece riguarda il regolamento, specificamente il regolamento FEASR, cooperazione interterritoriale e transnazionale. Su questa focus area, come vi dicevo, ci possono essere e potremo fare delle sperimentazioni rispetto a quel tema, per esempio urbano-rurale, per il sostegno di strategie di sviluppo locale che non sono strettamente sviluppo locale di tipo partecipativo, o comunque andare sul tema invece anche della cooperazione, insomma, no? Riprendere queste esperienze che riguardano spesso il tema delle filiere corte, riprendere attraverso la misura di cooperazione. Su questa parte della priorità che riguarda lo sviluppo locale e che ha come indicatore, vi ricordo, la percentuale di popolazione coperta da strategie di sviluppo locale partecipativo, naturalmente territorializzazione, integrazione e progettualità come orientamenti specifici. La parte che riguarda di questa focus area, che riguarda invece l'indicatore percentuale di popolazione rurale che beneficia di nuovi o migliorati servizi e infrastrutture e che quindi si riferisce direttamente a tutti gli interventi, ai fabbisogni e agli interventi dell'articolo previsti dall'articolo 21. Ci sa naturalmente per molti di questi interventi è necessario un supporto di formazione e consulenza, in particolare la consulenza per la formazione di consulenti o comunque di queste figure, tra virgolette, cerniera, esperti territoriali
che dovrebbero implementare sia le politiche o dovrebbero aiutare a implementare le politiche o comunque a governare i sistemi. Ci sono degli interventi che riprendono quelli che già conosciamo, che abbiamo conosciuto in questa programmazione. Ci sono altri interventi anche più innovativi. Adesso vediamo sicuramente, per esempio innovativo è quello legato all'articolo 28, il supporto per la redazione di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi e piani di gestione Natura 2000. Piani di gestione Natura 2000 li possiamo finanziare già in questa programmazione. Certamente l'intervento sulla redazione dei piani di sviluppo di aree, questo non l'abbiamo fatto in questa programmazione. Altri servizi di base o interventi di tipo anche turistico o interventi che riguardano i servizi locali o le restauro, riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi, eccetera, eccetera. Questi sono interventi che abbiamo già in questa programmazione. Ho finito. Beh, non si dirà che il Veneto non riserva attenzione particolare allo sviluppo locale. Allora, preso atto che il programma l'abbiamo un po' riconfezionato anche appunto col discorso aree rurali, territorializzazione, eccetera, vorrei che prima di aprire il dibattito ci dessimo 5 minuti di riflessione e pausa, perché capisco che l'argomento è stato merita 5 minuti d'aria. Ci vediamo alle 4:40, riprendiamo fino alle 17:30 come da programma. Allora riprendiamo i lavori con i due approfondimenti relativi a due misure che oggi sono state particolarmente citate: la cooperazione, articolo 35 ex 36, e la misura relativa all'ex articolo 21 ormai, che è l'articolo 20, servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. Sono due pillole rapide, poi riprendiamo il confronto. Anzi no, non sono tanto rapide, perché sono rapide rispetto al macigno di Piero, scusa. Ma sono tra le pillole che abbiamo fin qui realizzato quelle, diciamo, più ampie, proprio per l'ampiezza dei contenuti che questi articoli / misure contengono. Articolo 21. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. Tipi di interventi. Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico. Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. L'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, la fornitura di accesso alla banda larga e i servizi di pubblica amministrazione online. Investimenti finalizzati alla introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura. Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala.
Studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socio-economici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente. Investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno e nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato. Beneficiari. In genere, la misura può essere rivolta agli enti pubblici e alle amministrazioni locali, ai partenariati pubblico-privati, alle imprese individuali, società private, organizzazioni incaricate allo sviluppo turistico e ricreativo, eccetera. Gli enti pubblici, nella maggior parte dei casi, devono essere coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione degli interventi. Spese ammissibili. Saranno definite nel rispetto delle diverse normative di riferimento specifiche. Livello di aiuto. Non è definito uno specifico livello di aiuto. Si applicano le regole generali sugli aiuti di Stato. Note. Il sostegno riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala. In caso di investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili, saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione. Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali. Articolo 36. Cooperazione. Tipi di interventi. Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi dei partenariati europei dell'innovazione, PEI, in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale. La cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale. La cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali. Le attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. Le azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. Approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli. La cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse, da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali. L'attuazione ad opera di associazioni di partner pubblici e privati di strategie di sviluppo locale, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti. Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. Beneficiari. Il sostegno per la creazione di poli e di reti è concesso unicamente a soggetti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività. Il sostegno per progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie può essere concesso anche a singoli operatori, se questa possibilità è prevista
nel programma di sviluppo rurale. Spese ammissibili. Costi degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale. Costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Articolo 62. Nel caso di poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri. Costi di esercizio della cooperazione. Costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale o di altre azioni finalizzate all'innovazione. Attività promozionali. Livello di aiuto. L'intensità massima di aiuto è del 100%. Note. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o stati membri diversi. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a 7 anni, tranne che per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Con atti delegati, la Commissione potrà specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione del sostegno. Bene, adesso mi pare che abbiamo un quadro abbastanza esauriente di quello che circuita intorno alla priorità 6 e alle focus area A, B e C. A questo punto era previsto ed è previsto l'intervento da parte dei GAL, che quindi chiederei al dottor Zaggia di portare il suo contributo alla discussione di oggi in qualità di rappresentante del coordinamento dei GAL del Veneto. Il dottore non è dottor Zaggia, scusatemi, è solo il signor Zaggia. Va bene, dai, scusa, non è un problema. No, io, buonasera, dopo gli interventi del pomeriggio, anche quelli di stamattina sono stati molto interessanti, sarei sollecitato a entrare nel merito di molte cose, invece ho pensato che forse ridurrò il mio intervento a 2 o 3 questioni relativamente all'intervento. Prendo spunto dall'intervento del dottor Cecchinato. Intanto lo ringrazio, è stata la sua, e non solo, però io prendo la sua come intervento molto completa, molto esaustiva, ha lasciato alcuni punti aperti, ma condivido l'opportunità di lasciarli aperti, poi ognuno nel partenariato, ma anche credo in base alla responsabilità, parteciperà a dare delle indicazioni e quindi le scelte sono da assumersi davanti a noi. Beh, il primo dato così nella mia figura di GAL che in questo momento assume da parte degli altri GAL del Veneto il coordinamento. Come dicevo adesso, ancora un ringraziamento per il lavoro che si sta svolgendo nel partenariato. Noi volevamo dare un contributo e non sarà questo mio intervento, faremo avere delle osservazioni, anche perché credo che gli interventi anche di questa giornata ulteriormente mettono altri elementi alla discussione che ci paiono molto interessanti. L'esperienza leader verso cui stiamo andando a chiusura è stata, secondo me, un'esperienza estremamente importante, realizzata da 14 gruppi in questa nostra regione 2007-2013 come esperienza, che ha coinvolto il 65% dei comuni della regione, il 71% del territorio del Veneto e quasi il 40% della popolazione, quindi un'esperienza estremamente significativa. Il modello partecipativo CLLD, come viene oggi definito,
non è un'esperienza facile, visto i soggetti che rappresentano il territorio e che ne sono i protagonisti. Vorrei dire, io lo dico, lo ripeto anche qua, che seppure è importante condividere un percorso, un progetto di sviluppo su base locale insieme e condividere anche le scelte delle priorità, e questa condivisione è quella che cementa e fa conoscere nelle diversità la capacità di fare e costruire qualcosa insieme. Questo è di gran lunga la cosa più significativa, più ancora delle risorse che si vanno a muovere, che sono importanti e lo sono per la qualità degli interventi. Però l'esperienza, credo, bottom-up o dei GAL diventa ancora più significativa perché porta a sistema, mette in rete tutte le risorse che i fondi comunitari portano in questa regione. Se non si riesce a fare questo, in realtà è fallita l'operazione del leader. Io credo che dire che noi siamo stati bravi e abbiamo colto pienamente questa filosofia, sono un po' in difficoltà a dirlo, si può fare sicuramente meglio di quanto stiamo facendo, però credo che lo sforzo sia stato fatto e con questa programmazione in tutti i 14 GAL del Veneto la volontà almeno di coglierlo c'è stata, l'impegno anche, poi sta anche ai soggetti che si mettono insieme, lavorano, collaborano, riuscire a portare a ognuno i mattoncini che servono a costruire la casa, quindi laddove non si è riusciti a cogliere l'obiettivo finale probabilmente non c'erano tutti gli elementi e quindi bisogna continuare a lavorare. Però io credo che l'esperienza, che è alla quarta, diciamo così, in successione esperienza del leader in questa nostra regione, l'esperienza leader dei GAL credo che sia un'esperienza, a mio avviso, estremamente importante, tanto che io, prendendo spunto, così spero di aver capito bene da quello che diceva anche il dottor Cecchinato, seppur non ho niente da obiettare sul fatto che le aree D e C, che rappresentano probabilmente i territori rurali più fragili della nostra regione, su cui c'è necessità di un'attenzione particolare, sono le aree individuate dove il fondo FERS vuole intervenire con l'esperienza leader. Credo che sarebbe sicuramente estremamente negativo pensare che il resto del territorio B, cioè le aree B del Veneto, dove c'è un'agricoltura estremamente importante, che ha contribuito con il resto della regione a quello che è il modello di sviluppo di questa regione, perché io purtroppo non sono molto giovane, ma quando negli anni 70 e 80 si parlava di modello Veneto, si parlava della capacità di integrare il primario con il mondo dell'artigianato, che poi è diventato piccola industria, che è diventato il modello Veneto. È vero che oggi il nostro modello di sviluppo economico è in difficoltà, lo è come lo è nel resto dell'Italia e del mondo, però probabilmente partendo da questa capacità di integrarsi dal primario fino ai servizi siamo diventati una regione locomotiva, pur essendo, stiamo vivendo un momento di grande difficoltà. Io credo che sarebbe probabilmente miope rinunciare alla capacità di mettere insieme tutte queste risorse, che probabilmente negli anni 60 arrivavano nell'attivare dal settore primario verso gli altri settori capacità di integrarsi e che oggi probabilmente devono vedere ancora dal settore dell'artigianato, della piccola industria, guardare anche al ruolo che può giocare il primario, l'agricoltura e il territorio in particolare poi nel creare e offrire opportunità di sviluppo. Io ho la sensazione che distinguere questo, non utilizzare tutti i fondi e tutto il territorio del Veneto, cercando quelle che possono essere soluzioni anche in chiave innovativa, perché il ruolo dei leader è stato questo, quello di cercare di mettere in rete e di dare valore alle cose che magari sembravano marginali, ma che poi si sono dimostrate qualche volta invece non marginali ma importanti. Questa potrebbe essere un'esperienza che secondo me, io spero che la classe politica della nostra regione abbia il coraggio di scegliere, voglia scegliere e che poi diciamo, soggetti che stanno nel territorio, le imprese, gli enti locali, dimostrino che era una scelta vincente, perché io credo che lo sia vincente, che quindi mi auguro si vada in questa direzione. Quindi è chiaro che come esperienza mi viene da dire lo prevede la programmazione comunitaria,
credo che l'utilizzo della formula della partecipazione attraverso i GAL sia una formula che sia importante, va perseguita, che l'utilizzo sia di tutti i programmi comunitari nel sostenerla, che il progetto di sviluppo metta insieme tutte le risorse che stanno nel territorio e che in questa direzione noi riusciamo a ricavare anche attraverso le risorse del territorio suggerimenti, spinte, innovazione per rispondere sia in termini di occupazione, che è una domanda che nasce anche oggi dal nostro territorio, ma anche come nuova opportunità per un nuovo sviluppo in questa nostra regione. Grazie. Allora, siccome sono presenti anche altri rappresentanti dei partenariati, ovviamente noi abbiamo lasciato un ampio margine di confronto sulle eventuali osservazioni anche in questo pomeriggio, e quindi i tempi ci sono, quindi ovviamente chiunque altro abbia degli ulteriori contributi da portare, la disponibilità ovviamente come sempre è aperta e quindi può presentarsi. Non so se ci siano anche magari dei quesiti ulteriori o delle richieste di chiarimenti rispetto al quadro, anche se ci rendiamo conto che non a caso l'intervento è stato molto complesso, perché di materia complessa si tratta e di scelte complesse si tratta. È la prima volta che la Regione Veneto presenta l'approccio allo sviluppo locale, perché di fatto in tutte queste varie situazioni, incontri che abbiamo avuto fino adesso, non era mai stato fatto un focus preciso e puntuale sullo sviluppo locale, e quindi la situazione di oggi credo abbia fornito tutti gli elementi utili, unitamente anche ad alcune possibili opzioni che vengono proposte. Quindi rilancio l'invito ad eventuali altri contributi da parte dei presenti, o se no ci avviamo alla conclusione di questo incontro con un richiamo a quanto detto stamattina per quel che riguarda il dopo, che cosa verrà dopo di oggi. Qui si conclude la seconda fase della consultazione del partenariato, la seconda fase che ha coinciso con il passaggio dall'analisi ai fabbisogni che avevamo elaborato nel corso dell'estate alle prime proposte di strategia. Ovviamente adesso si apre il confronto con il tavolo del partenariato, con le modalità che abbiamo previsto già nella fase 1, e quindi i soggetti abilitati con le medesime modalità, sulla base di un avviso e delle segnalazioni che ovviamente nei prossimi giorni perverranno direttamente, potrà accedere alla consultazione online e formulare le proprie proposte, le proprie osservazioni. Giusto per avere un riferimento, i termini nella maniera che operativamente, anche tecnicamente, informaticamente riusciremo a rendere più accessibile e più facile, che in questi giorni si sta appunto strutturando, le proposte che sono state fatte per ogni focus area verranno proposte sulla base di appositi documenti, quindi non necessariamente le slide, ma ci saranno dei documenti di riepilogo facilmente consultabili a livello di singola focus area, e nell'ambito di quelle proposte ci si potrà esprimere sulla valutazione di diciamo minor utilità rispetto delle linee di intervento proposte, anche quindi proponendone la eliminazione qualora si ritenga che siano ingiustificate o non opportune, anche tenendo conto ovviamente di passaggi che comunque verranno fatti nei prossimi mesi, perché lo spettro di quello che abbiamo proposto in questi 3 incontri è lo spettro di quanto ci è concesso di fare in linea di massima. Ora si tratta anche di cominciare a pensare a porre delle priorità, dei vincoli, delle condizioni, e anche quindi a graduare queste linee di intervento sulla base di quello che poi sarà anche il budget che oggi dovrebbe uscire a livello nazionale nella sua articolazione regionale.
È evidente comunque che la valutazione sulla utilità o meno di anche singole linee di intervento può essere già anticipata, può essere già valutata, anche tenendo conto delle esperienze acquisite e tenendo conto di quello sul quale dovremo concentrarci nella prossima programmazione. Diversamente, qualora ci fossero delle linee di intervento che non sono state valorizzate da parte nostra, potranno essere proposte dal partenariato, sempre con riferimento alle singole focus area. Chiaramente, come detto stamattina, quelle proposte dovranno avere un riferimento di compatibilità col quadro regolamentare, nel senso che comunque dovranno essere previste dal regolamento e previste soprattutto per quella focus area. Riteniamo che questo ci consentirà di condividere ulteriormente il quadro. Certamente non fornirà una risposta a nessuna domanda in questa fase, è un'ulteriore condivisione di un approccio, di un metodo di lavoro attraverso il quale dovremmo arrivare poi nei successivi mesi, nella primavera del prossimo anno, ad avere una bozza, una proposta tecnica di PSR completo, nel quale quindi il quadro di queste linee di intervento sarà valutato anche rispetto a degli obiettivi quantificati, a delle risorse quantificate, e quindi lì sarà il momento in cui tutto il lavoro fatto fino ad oggi consentirà a tutti di poter interagire in maniera veloce, perché non avremo molto tempo probabilmente per fare l'ultima consultazione, e poter avere coscienza e consapevolezza delle ulteriori e definitive proposte che faremo nella fase conclusiva. Ricordiamo che poi la proposta della Giunta regionale dovrà passare al vaglio del Consiglio regionale, e quindi sono tutti passaggi di cui dobbiamo tener conto nella progettazione anche della tempistica di approvazione del programma di sviluppo rurale. Se non ci sono quindi ulteriori interventi, io ringrazio tutti i presenti e tutti quanti gli interventi di oggi, quanti ci hanno accompagnato anche in streaming, e un ringraziamento da parte del dottor Cecchinato, del commissario che oggi non c'era, e personale va a tutti i referenti della rete che hanno operato in questi mesi per arrivare a questi risultati. Sono una cinquantina di persone che all'interno del settore primario comunque hanno dedicato una grossa parte del loro lavoro a queste analisi, a queste proposte, quindi in tempi anche molto stretti. Quindi un ringraziamento ovvio va a loro, un ringraziamento altrettanto ovvio va a tutti quanti voi e a chi ci ha ascoltato, e soprattutto tanti auguri, visto che siamo in prospettiva del Natale, che comunque tanti auguri a tutti quanti. Buona serata.